Well, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Yeah, get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Then I roll my breakfast 'cause I'm a hungry man. I say shake, rattle and roll. Come on, shake, rattle and roll. Amici di Generazione Non Stop, stiamo cercando di intervistare Toti e Totino, se ci riusciamo, perché qua sembriamo al matrimonio, è vero? Quale matrimonio? Qui siamo con la famiglia Russotto, scarica lo botto, la centro con le penne, scarica il battino, c'è un pizzico da mennicini. Ok, qui si conclude il servizio, ciao a tutti. No, vabbè, continuiamo, non ho capito niente. Ma non ti preoccupare. Ok, da questa parte, lei è il signor Toti, giusto? Sì. Perché Toti e lui Totino? E perché tu, Omar? Sono da solo? Ecco. Ci hanno battezzato così, non è colpa nostra. Poi io tra l'altro ho il nonno paterno e il nonno materno che si chiamavano Buonanimo tutti e due Salvatore, quindi io non potevo sgagliare mai. Vai. E invece da questa parte Salvatore cosa? Uguale, ti spiego perché. Noi due, essendo cugini, figlio di fratello e sorella, il nonno era Salvatore, un sedicenne signore, lei signore. E i nonni si ci mentiva i figli come i nonni. Hai capito? Noi siamo qui per festeggiare l'anniversario alla Fornace, Ok, il primo anniversario, al Bivio quindi. Tumarrano di Cammarano. Io non è che mi immaginavo di trovare una famiglia così in gamba come la famiglia Russotto, ma ancora di più con le figlie femmine che fanno per 44 mascoli. Ho capito. Questo vuol dire che le donne stanno sempre più prendendo consapevolezza e allora forza le donne, le donne imprenditrici. E da questa parte? La par condicio in questa famiglia l'hanno i mariti. Perché quale moglie che fugano, capito? Tra l'altro, se non sbaglio, signora, questo è una vecchia fornace, giusto? Esatto, sì. Cioè, quanto era il pane? Tanto, signora? No, non si faceva No, non pane. facevamo il pane, no, non il pane. Sì, la Terizia era una vecchia Ah, favola. latte faceva. La delizia. Possiamo parlare di qualcosa di privato? E per esempio cos'è il 740? Non lo so, di personale Anche, che puoi sapere. Io ho 43 di piede, che puoi sapere? No, il tour va bene, abbiamo già iniziato, ma qual è il tizio, signora? Abbiamo già iniziato il nostro tour estivo che ci porta in giro tutta la Sicilia e oltre, veramente molto contenti. Stiamo vivendo un momento veramente bello, grazie alla gente che oltre ad apprezzarci artisticamente ci vuole bene, proprio affetto personale, perché grazie alla siete TV simpatici, entriamo in casa. e Grazie, siete signora. belle. Grazie. Ecco, la signora è di parte però, lei, signora è di parte. Se te la sei portata tu da casa? La signora Russotto. Aspettiamo tutto il pubblico di Agrigento e quindi attraverso TV lo vogliamo dire a tutta la provincia di Agrigento e fin dove arriva il vostro segnale che quest'estate riparte il tour estivo di Toti e Totino. Il tour estivo di Toti e Totino con insieme, perché faremo pure delle date con il gruppo della trasmissione. Ma hanno un'età i vostri fans? Sì, abbiamo un grande onore noi. I nostri fans partono da un'età di 2 anni fino a che campano. Guarda, giovedì sera abbiamo fatto gli auguri a nonna Concetta di Palermo che ha compiuto 100 anni ed è una nostra accanita ascoltatrice, quindi ci guarda tutte le sere in televisione. Generazione Non Stop, noi diamo un saluto caro e sopraffino da Toti e da Totino. Però mi raccomando, no, non stop, non rispettate i stop. I stop vi dovete fermare, Sì, assolutamente. se no succedono gli incidenti. Stiamo attenti e mettetevi il casco. Giovani, ciao. Mettetevi il Grazie casco. tante Toti e Totino, Arrivederci. complimenti. You better shake, rattle and roll. Yeah, you won't do nothing to save